Vergogna al Maradona, l'ennesimo scempio arbitrale ai danni del Napoli, un furto sotto gli occhi di tutti. Il tocco sul braccio di Dumfries era netto, evidente, sacrosanto. Eppure, ancora una volta, il VAR ha deciso di guardare altrove, lasciando i tifosi azzurri in un mix di rabbia e incredulità. Ci risiamo, amici. Il Napoli lotta in campo con grinta e determinazione, ma poi arriva l'ennesimo episodio dubbio, l'ennesima decisione che ci penalizza, l'ennesima ingiustizia che ci fa urlare allo scandalo. E come se non bastasse, in TV cercano di insabbiare tutto, evitando di mostrare certi replay, tralasciando altri episodi dubbi, mentre il solito teatrino mediatico cerca di far passare tutto sotto silenzio. Noi, però, non ci caschiamo, e oggi commenteremo insieme questo ennesimo episodio che macchia la credibilità del campionato. Ma attenzione, tifosi azzurri, perché in mezzo a tutta questa rabbia c'è finalmente una bella notizia che ci strappa un sorriso. Oggi è arrivata una novità che fa felici tutti i tifosi del Napoli e che potrebbe dare una svolta alla nostra stagione. Ne parleremo tra poco, quindi restate con me e come sempre, forza Napoli sempre. Vergogna al Maradona, l'ennesimo furto ai danni del Napoli. Il VAR cancella un rigore solare e i tifosi esplodono di rabbia. Ci risiamo. Ancora una volta il Napoli si trova a dover fare i conti con una decisione arbitrale scandalosa che condiziona pesantemente l'andamento della partita. L'episodio incriminato è ormai noto a tutti. Un tiro di Spinazzola da fuori area viene intercettato dal braccio largo di Dumfries, ma incredibilmente né l'arbitro Doveri né la Sala VAR di Lissone intervengono. Un contatto evidente, netto, che avrebbe dovuto portare all'assegnazione di un calcio di rigore sacrosanto per gli azzurri. Invece, niente. Per l'ennesima volta il Napoli viene danneggiato da una decisione arbitrale che lascia senza parole. Secondo la giustificazione ufficiale, il braccio dell'olandese sarebbe stato attaccato al corpo e non avrebbe aumentato il volume corporeo, ma basta guardare le immagini per rendersi conto che questa è una delle tante interpretazioni fantasiose che ormai vengono applicate a piacimento nel nostro campionato. I social sono esplosi subito dopo il match, con i tifosi azzurri indignati per l'ennesimo torto subito. Su X, ex Twitter, i commenti sono stati di fuoco. Questo è rigore netto. Sono stati dati rigori con il braccio attaccato al corpo, ma questo è scandaloso. Furto al Maradona. Lo ribadirò per sempre. Senza challenge le partite verranno decise dai varisti di turno. Come può in questo caso l'arbitro non aver nemmeno potuto valutare al VAR? Onore al Napoli, che fa una partita di grande cuore. Soltanto l'arbitro Doveri salva Inzaghi da una meritata sconfitta. Dallo stadio il tocco di mano è stato chiarissimo. E la rabbia dei tifosi è più che giustificata, perché il VAR, nato per correggere gli errori arbitrali, si sta trasformando sempre più in uno strumento di gestione delle partite a senso unico. E guarda caso, il Napoli è quasi sempre la squadra a pagare il prezzo più alto. A rincarare la dose ci ha pensato la trasmissione Open VAR su DAZN, dove è stato mandato in onda l'audio della Sala VAR. Qui sentiamo gli arbitri analizzare il tocco di Dumfries e dichiarare che non c'è alcun extra movimento a cercare il pallone, quindi tutto regolare. Ma ci prendono in giro? Davvero basta dire una frase del genere per cancellare un rigore solare? E allora viene spontaneo chiedersi: se fosse stato un attaccante a stoppare così il pallone in area, sarebbe stata la stessa decisione? Ovviamente no. Sarebbe scattato il rigore immediatamente, senza neanche il bisogno del VAR. Il problema è sempre lo stesso. Chi decide quando un fallo di mano è punibile e quando no? Il regolamento o la squadra che ne beneficia? Ma c'è di più. Durante la trasmissione non si è minimamente discusso di un altro episodio controverso, ovvero il presunto tocco di mano di Mkhitaryan su un tiro di Lobotka. Nessuna analisi, nessun replay, tutto insabbiato. 2 episodi nella stessa partita ma trattati in modo completamente diverso. 2 pesi e 2 misure. L'ennesima conferma di un sistema arbitrale che non garantisce equità. Purtroppo, questa non è una novità per i tifosi del Napoli. Quante volte la squadra azzurra è stata penalizzata da decisioni discutibili? Quante volte episodi del genere hanno condizionato il risultato finale? La lista è lunga e purtroppo sembra allungarsi di partita in partita. Si parla tanto di accettare le decisioni arbitrali, di non fare polemiche, ma la realtà è che episodi del genere stanno minando la credibilità del campionato italiano. Quando il Napoli gioca contro certe squadre, sembra quasi che le regole vengano riscritte per l'occasione, e i tifosi sono stufi di subire queste ingiustizie senza poter far nulla.
Perché è sempre così. Quando c'è un episodio a favore del Napoli, il VAR interviene con il massimo del rigore, applicando il regolamento alla lettera. Ma quando c'è qualcosa contro il Napoli, si cerca sempre un cavillo, un'interpretazione, una scusa per non fischiare. Quello che fa ancora più rabbia è che il Napoli ha giocato una partita di grande cuore, mettendo in difficoltà l'Inter e dimostrando di poter competere ad alti livelli. Ma quando vieni penalizzato in questo modo, diventa impossibile vincere. L'Inter ha ringraziato Doveri e la sala VAR, portandosi a casa un risultato che, senza questo episodio, sarebbe potuto essere ben diverso. Ora ci si chiede, cosa succederà nelle prossime partite? Dobbiamo aspettarci un altro episodio simile? Un altro rigore negato con una scusa ridicola? Perché ormai sembra chiaro che certe squadre possano beneficiare di decisioni favorevoli senza troppi problemi, mentre al Napoli viene chiesto di vincere le partite superando non solo l'avversario, ma anche le ingiustizie arbitrali. Il popolo azzurro è stanco di essere trattato come una squadra di secondo piano, stanco di vedere il Napoli penalizzato in momenti decisivi della stagione, stanco di sentirsi dire che sono episodi che capitano, perché non capitano a tutti allo stesso modo. Il calcio italiano ha un problema serio di credibilità e partite come Napoli-Inter lo dimostrano ancora una volta. O si interviene per garantire regole uguali per tutti, o continueremo a vedere campionati decisi più dagli arbitri che dal campo. Ma una cosa è certa, i tifosi del Napoli non staranno zitti, abbiamo visto tutto e non dimenticheremo. E ora parliamo di questa bella notizia che ha reso felici i tifosi del Napoli oggi. Il ritorno di David Neres è vicino. Dopo le polemiche roventi di Napoli-Inter, finalmente possiamo parlare di qualcosa che ci fa sorridere. David Neres sta per tornare, l'attesa è quasi finita e il brasiliano sarà presto di nuovo a disposizione di Antonio Conte. Una notizia che i tifosi aspettavano con ansia, perché sappiamo bene quanto la sua fantasia e la sua tecnica possano dare una marcia in più alla nostra squadra. In una stagione piena di alti e bassi, con tanti problemi di infortuni e cambiamenti tattici, avere un giocatore come Neres può fare la differenza nel finale di campionato. Secondo quanto riportato da Repubblica, la data del rientro è ormai fissata. David Neres dovrebbe tornare in campo contro il Venezia il 16 marzo. Non è ancora certo se partirà dal primo minuto o se Conte preferirà inserirlo a gare in corso, ma l'importante è che sia di nuovo disponibile. Dopo il match con il Venezia ci sarà la sosta per le nazionali, un'occasione perfetta per recuperare la forma migliore in vista della sfida contro il Milan del 30 marzo. Il Napoli avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori per affrontare il rush finale della stagione e provare a risalire la classifica dopo un periodo difficile. L'infortunio di Neres è arrivato in un momento delicato. Dal 9 febbraio, dopo la partita con l'Udinese, il brasiliano ha dovuto fermarsi e il Napoli senza di lui non ha ancora trovato una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. Certo, anche con lui in campo non erano arrivate prestazioni esaltanti, ma la sua assenza ha tolto una soluzione offensiva in più a una squadra che ha faticato a creare occasioni da gol. Senza un giocatore in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, il Napoli si è spesso trovato bloccato nelle difese avversarie, con poche idee e poca incisività. Ora, con il suo rientro, Conte potrà finalmente contare su un'arma in più per provare a risollevare il Napoli, anche perché, diciamocelo, serve più qualità in attacco. Troppo spesso la squadra si è spenta negli ultimi metri e un giocatore con la tecnica di Neres può fare la differenza. Con 3 gol e 8 assist in questa stagione, il brasiliano ha dimostrato di poter incidere, ma ora dovrà prendersi ancora più responsabilità per aiutare il Napoli a tornare competitivo. Come sempre, il Napoli non forzerà i tempi di recupero. L'obiettivo è evitare ricadute, anche perché sappiamo che Neres ha sempre avuto qualche problema fisico in carriera. Il piano è chiaro, farlo tornare gradualmente, magari con qualche minuto contro il Venezia, e poi farlo lavorare durante la sosta per arrivare al top contro il Milan. Conte potrebbe finalmente tornare al 4-3-3, il modulo che ha sempre dato più certezze al Napoli, senza dover più adattarsi a un 3-5-2 che ha dato pochi risultati. E voi, tifosi azzurri, quanto aspettate il ritorno di Neres? Pensate che possa essere lui l'uomo giusto per far ripartire il Napoli? E secondo voi, con il brasiliano in campo, vedremo finalmente un Napoli più pericoloso in attacco? Scrivetelo nei commenti. Grazie per l'attenzione, tifosi azzurri, e arrivederci a presto con altre informazioni e tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.